Sì. Non mi sento buono, mamma, che mi succede? Guarda, non so ci fa La nostra rivoluzione, chi si suona nuovo, sai che malamo. Ci trovi Dorione, non mi sento buono, mamma, che mi succede? Guarda, non so ci fa tu sai che capo sfozzo. Mamma, Dorione mi sopra solo a mettere soprannomi, infatti sta Penelope non si lava mai, chiamiamo Penelope Puzzo. Poi c'è Giovanna non fa mai telefonata, una tirchia esagerata, infatti la chiamiamo Gio Squillo. Non è colpa sua, è colpa dei gestori che cambiano tariffa continuamente e ti chiamano a tutte le ore. A me mi hanno chiamato stanotte. Pronto, lei passa a Windows, passa a Team, o passa a papà, ve lo vedete con lui. C'è confusione, ieri la Telecom ha chiamato a mia mamma. Signora, pronto, siamo la Team, le proponiamo Team Duetto. E lei, ah sì, e cucchia già cantà. È fatta così, non gli fa niente. Ma il telefono più usato è lui, l'iPhone. Tu se non tieni l'iPhone non sei nessuno, capì? Perdi proprio la dignità di uomo, se no me è merda. Non sei nessuno. Prima la gente già era invadente, ma ancora di più. Ero in un bar, ho preso un caffè, ho detto al barista com'è buono, chissà da dove viene. Il tipo a fianco a me già aveva avviato la ricerca. Dopo 2 secondi, proviene dal Brasile, viene fatto dal 1946 ed è un aroma buonissimo. Beh, l'ho cercato e l'ho trovato, Cattivi e spontaneo dire, beh, io ti ho apprezzato, ma chi cazzo te l'ha domandato? Non te l'ho chiesto. Mi vedi a tutti questi con le dita sopra a tagliare frutta dalla mattina alla sera, tagliano frutta, compreso la mia ragazza, mi mancano 3 meloni, metti il record. Una sola volta ho chiesto una macedonia a casa, ha fatto succedere un casino, non si è capito niente, ma addirittura c'è gente che lo protegge, gente che lo punisce ogni 2 minuti, gente che lo coccola, manco fosse un bambino. Io mi metto il calzino di cotone, no, io metto il giubbino di pelle, no, io non lo faccio uscire proprio. Cioè non raffreddore, non si mai dire. Ma se ti cade l'iPhone da mano, ti passa la vita tua davanti. Sotto forma di treno. Carrozza per carrozza. Pensi al primo messaggio, alla prima chiamata, cerchi di rianimarlo, massaggio cardiaco ma niente. Respirazione bocca a bocca ma non si riprende. A un certo punto si sveglia, come se fosse l'ultimo respiro, ti guarda e fa, ricordati che mi devi ancora pagare. E poi muore. E tu apprezza Is che hai speso 900 euro. Ma chi conosce bene questo tema sono i fratelli Pezzella. In questo video inizia il fratello cattivo e fa, frate, ho fatto un affare, ho comprato il telefono alla stazione centrale. Secondo me non è un'occasione, perché a indice stanno un mattone. Dramma! Muriò non! Io pensavo che era l'iPhone! Perché se vuoi fare il cantante neomelodico, a me non ha avuto nonna da morire. Grazie. E vabbè, la vita